Siamo con Lorenzo Borghini, regista di Doppio Passo. Lorenzo, il dramma di un uomo attraverso quella che può essere una parabola, tutto raccontato con questo nucleo narrativo anche un po' calcistico. Ti chiedo quindi subito questa scelta un po' sportiva, questo pretesto. Allora, il calcio appunto è un pretesto per parlare di altro perché Doppio Passo è un racconto sociale, è un dramma familiare di un uomo che si ritrova sputato fuori dall'industria calcistica, che ovviamente poteva essere un giocatore di basket, un pallavolista. A me interessava che fosse uno sportivo. Ho ambientato il film, diciamo, nell'arena calcio perché è lo sport che conosco meglio, però a me interessava un uomo che perde il lavoro a 35-36 anni e non avendo altre possibilità deve reinventarsi la vita, quindi decide di investire in un ristorante per assicurarsi, diciamo, un futuro più o meno stabile, perché gli sportivi purtroppo per limiti anagrafici e fisici a 35-36, qualcuno qualche anno dopo, devono smettere per forza di giocare. Quindi se non arrivi a livelli top, appunto Serie A, guadagnare 500.000 euro, milioni, quando smetti, se hai fatto sempre categorie inferiori come il protagonista di Doppio Passo, Claudio Russo, ti ritrovi con un pugno di mosche perché non sai fare niente tranne giocare al calcio, non sai nessun altro mestiere. Non si vede una partita, non ci sono neanche immagini, diciamo, di allenamenti, però si vede tanto un ambiente corrotto, e quindi ti chiedo se è un po' anche la tua idea di quello che credi possa essere ancora oggi il mondo del calcio. Sì, diciamo, a me interessava molto l'aspetto più appunto capitalista del calcio, perché comunque le squadre, i tifosi pensano sempre la mia squadra deve vincere, devono spendere, comprare giocatori, ma poi a fine mese le squadre di calcio fanno i conti come tutte le altre aziende, che tu sia una società di elettrodomestici o una società calcistica, devi far quadrare i conti. Quindi a me interessava che comunque si sottolineasse soprattutto l'aspetto del denaro. Infatti in tutto il film c'è molto spesso l'accenno al denaro, al capitale, quindi trattative, contratti da 100.000 euro che poi non si manifestano e purtroppo saltano, oppure prestiti. C'è comunque l'aspetto del capitale, dello stipendio, per me era fondamentale, perché comunque Claudio è un giocatore che guadagna 3.000, 4.000 massimo euro al mese, e quando arriva a fine carriera si ritrova con un conto in banca non così capiente come gli servirebbe per poter stare tranquillo. Lo dicevamo un po' a microfoni spenti, è difficile fare un film con il calcio, non sul calcio. Perché secondo te? Ovviamente il calcio è sempre delicato come argomento da trattare, perché soprattutto il calcio giocato è difficile da riprodurre bene come le persone sono abituate a vederlo su Sky, su DAZN, comunque in televisione, perché purtroppo i mezzi e anche la qualità calcistica dei calciatori di livello di Serie A professionisti che giocano la Champions League sarà sempre troppo irraggiungibile per il cinema e per degli attori in carne ed ossa e non dei calciatori professionisti. Quindi noi ci siamo voluti discostare completamente dal calcio giocato e far respirare il calcio di spogliatoio, magari di preparazione atletica del protagonista che va a correre per tenersi in forma, trattative nei bar e nei ristoranti, perché il calcio, che tu sia in Serie A, in Serie B o in C, comunque si discute sempre su un tavolino davanti a un caffè o a una spremuta. Infatti i procuratori vanno appunto nei posti di mare, ai ristoranti giusti, e questo è il calcio che si respira a livello, diciamo, di rappresentazione cinematografica in Doppio Passo. Appunto, Doppio Passo si inserisce in una filmografia in cui questo dramma coincide con la fine di una carriera sportiva. È un tema che abbiamo molto visto anche nel cinema italiano negli ultimi 30 anni. Avevi qualche riferimento, qualche film anche preferito? Allora, ovviamente se parliamo di film a tematica proprio prettamente calcistica come Arena, ci sono dei film che magari dentro di me erano sedimentati in maniera silenziosa, come per esempio L'uomo in più di Paolo Sorrentino, che io considero uno dei più grandi film che abbia mai diretto, anche se è l'opera prima. Ovviamente la metà del film su Antonio Pisapia, calciatore, e
però lui è molto diverso dal mio protagonista, perché lì lui vuole per forza rimanere dentro l'ambiente del calcio e cerca di fare l'allenatore, invece il mio protagonista vuole stare bene, stare tranquillo, lui cerca la tranquillità di costruirsi un futuro stabile con la propria famiglia, con la moglie e il figlio, mentre una reference più sul racconto sociale per me molto importante è Ken Loach, che a livello di scrittura ho sempre tenuto presente insieme al co-sceneggiatore Cosimo Calamini. Per esempio My Name is Joe, lì ovviamente è un imbianchino, non è un calciatore, però il modo di raccontare, diciamo, gli ultimi del maestro Ken Loach per me era molto vicino, soprattutto per il racconto sociale che volevo raccontare. Diciamo, non posso non chiederti, sei tifoso di quale squadra, lo sai il calcio? Sì, ovviamente sono tifoso sfegatato della Fiorentina purtroppo, e quindi diciamo il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, perché mio babbo mi portava allo stadio appena avevo compiuto magari 10 anni, e ho iniziato ad andare allo stadio gli ultimi anni di Battistuta, e poi purtroppo siamo andati in C anche noi come protagonista di Doppio Passo. Lorenzo, grazie mille. Grazie a voi.